Saracinesche abbassate in piazza San Marco, saracinesche abbassate sul ponte di Rialto. I negozi chiusi a Venezia sono dappertutto. Il fallimento di tante attività schiacciate dalla crisi economica esplosa col Covid colpisce ovunque. Sebastiano Costaronga inizia il suo mandato di assessore al commercio nel momento più difficile del settore. Eppure, anche una crisi profonda come questa può trasformarsi in un'opportunità per ripensare all'intero sviluppo del comparto. Una rinascita che può partire appunto dai nostri artigiani, dalla storia di Venezia, e quindi come il Ponte di Rialto, che ha visto appunto queste seracinesche chiuse, che erano appunto i negozi che lavoravano con il turismo, quello che barbaro, che assalta Venezia. Domani invece queste vetrine devono essere aperte per offrire qualità e il turismo che noi cerchiamo. Venezia può quindi diventare la casa di tutto l'artigianato di qualità del Veneto, che è pronta ad accogliere a braccia aperte e magari anche rilanciare così quella residenzialità che rappresenta il problema più grave da risolvere. Secondo lei tornerà il turismo di massa così come l'abbiamo conosciuto fino all'anno scorso? No, assolutamente no, non tornerà. Non tornerà e faremo di tutto noi come amministrazione per fare in modo che questo turismo esca diciamo, dai radar. Portando la qualità faremo in modo di evitare quello che è accaduto negli ultimi anni, che si lavori tante persone, sul tanto, e quindi abbassando la qualità. L'impresa non è facile e necessita di una città che deve fare squadra, partendo dalla presa di coscienza collettiva che è finita un'epoca e si inizia a lavorare per farne partire un'altra. Un'operazione che chiama in causa anche i proprietari di immobili che chiedono ancora affitti fuori dalla portata dei commercianti. Che è meglio magari appunto tenere la serranda aperta che tenerla chiusa, perché comunque il proprietario perde soldi. E se domani invece lui pensa di aprire puntando sulla bassa qualità, non ha sicuramente capito quello che è il futuro di Venezia.